E da questa famiglia di Trevignano abbiamo visto con molta passione per il proprio lavoro. Entriamo in casa del Consorzio Agrario di Treviso e Belluno e la ricerca e l'innovazione in agricoltura continua a guardare avanti. Certo. Infatti in questo periodo noi stiamo proponendo delle attrezzature altamente innovative e significative che sono rispettose dell'ambiente, dell'operatore e della salute pubblica, in sintonia con i nuovi regolamenti comunitari che anche nella nostra zona hanno cominciato ad essere presi in considerazione in quanto siamo prossimi a delle scadenze per cui tutte le attrezzature e le macchine devono essere orientate in un certo modo, altrimenti usciamo dagli schemi legislativi che entreranno in vigore a breve. Ecco, possiamo fare un esempio, ad esempio sul diserbo, no? Non più la chimica ma la meccanizzazione. Questo vuol dire bassissimo impatto ambientale, vuol dire più sicurezza per gli operatori? E rispetto anche della pianta, diciamo che le molecole chimiche attualmente stanno avendo un'innovazione in futuro che sono più rispettose per l'operatore, però per far questo cominciano ad avere i primi problemi a livello anche controllo in malattie ed infestanti. Per cui si sta tornando ad un'antica pratica che è quella del diserbo meccanico che era stata abbandonata a vantaggio appunto di queste soluzioni erbicide che davano una maggior velocità di azione ma nello stesso tempo creavano qualche difficoltà a livello ambientale. Ecco, quali sono le macchine che le danno più soddisfazione, proprio a livello di tecnologia, di impatto? Ma in questo momento stiamo portando avanti un filone cosiddetto innovativo sulla situazione della viticoltura, in particolare delle colline e prealpi trevigiane. Nel senso che stiamo apportando delle modifiche agli atomizzatori per avere il cosiddetto famoso recupero di prodotto e originale direzione degli ugelli verso il reale obiettivo del trattamento che è la vegetazione. Facendo questo abbiamo notato un notevole risparmio di prodotto che va a collocarsi attorno al 30% e una migliore sintonia con le operazioni di trattamento fitosanitario che danno i risultati migliori se orientiamo il getto in direzione della vegetazione. Allora, io ringrazio davvero il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, grazie a Giorgio Bettio per questa testimonianza, poi diciamo un consorzio a misura di famiglia, grazie anche a tutti i prodotti per il giardino che avete. Noi ci fermiamo qui.